Te lo sei mai chiesta perché i tamponi gli fanno dal naso? Basterebbe sputarci su, invece no. E lo sai perché? Perché ho letto che i tamponi sono manomessi. Perché ci mettono un microchip che si installa nella gola, che si collega all'app che ci fanno scaricare, rendendoti schiavo del sistema e figlio di Bill Gates. Dottore, io non ce la faccio più. Un giorno si sveglia virologo, un giorno politico, un giorno sociologo. Ce l'ha sempre con tutti, vede cospirazioni ovunque. Dottore, mi dica la verità. Il mio fidanzato ha una malattia? No, signorina, peggio. Il suo fidanzato non ha una malattia. Il suo fidanzato ha Facebook. No. Sì. Ultimamente i casi di Facebook stanno aumentando e più stai là dentro, più si attiva un processo di sinapsi neurale che ti porta a un meccanismo che noi tecnicamente chiamiamo di rimminchionamento. Cosa possiamo fare per salvarlo? Liberatemi! Slegatemi! Devo scrivere una cosa urgentissima su Facebook! Che cosa? Che cosa? Non ce n'è Covid! Amore! Grave. Dobbiamo fare la cura Angela. Angela da Mondello! No, Piero Angela la mattina, Alberto Angela la sera. No! Dai, Non ce n'è Covid! Allora, gli articoli su Facebook si aprono, si leggono tutti dall'inizio alla fine. Ma io già dal titolo lo capisco cosa vogliono dire! Non c'è bisogno! Di più! Lo dica qua quello che vuole dire su Facebook, vada! Il signor sindaco è un cornuto! Ma perché, amore? Non lo so, perché lo dicono tutti! Continui! Diletta Lotta è buona! E Conte è un fango! Ah! Posso scrivere su Facebook senza insultare nessuno. Posso scrivere su Facebook senza insultare nessuno. Posso scrivere su Facebook senza insultare nessuno. Bravo, amore! Dottore di merda! Siamo giunti alla fine. Ma per capire se lei è realmente guarito, dovrebbe scrivere su Facebook un commento su immigrati gay in quarantena da 5G. Vabbè, ma io non lo so. Cioè, non è che sono medico, dottore, scienziato. Posso fare che mi informo, ma appena capisco di che si tratta, lo scrivo, ma ora io non lo so. Grazie mille, arrivederci. Amore, andiamo, ho finito! Ehi Anna, ci beccavamo nel bando, sopra il booster, Anna Fatura non parla del booster, nel booster, del bando. Dottore, ma che ha? Per TikTok ancora non ce n'è cura.